gioia enorme vedere queste donne, questi uomini che impegnano moltissime delle loro ore in un volontariato che è sempre più professionale ma non professionistico, e quindi riescono davvero a dare delle risposte alle esigenze della nostra comunità regionale. L'ho detto da questo palco, io sono orgoglioso perché al di là delle appartenenze politiche, le giunte regionali di tutti i colori si susseguono, gli assessori si susseguono, i presidenti si susseguono, il corpo della protezione civile rimane forte, e siamo molto orgogliosi della capacità che hanno, sia professionale, come dicevo prima, sia proprio di generosità nei confronti della nostra gente. Serve continuare a mantenere questa autonomia, serve continuare ad investire. Adesso, dopo i mezzi, dopo il momento dei mezzi, è il momento delle attrezzature tecnologiche. C'è la necessità che ognuno dei 216 gruppi abbia sempre più attrezzature tecnologiche per poter fare il proprio servizio. Serve una formazione professionale che, dopo di quella di base, che ormai è un patrimonio di ognuno delle persone che appartengono alla protezione civile del Friuli Venezia Giulia, ci sia anche quella adesso più specializzata per interventi diversi, per interventi sempre più necessari a prevenire e anche poi a soccorrere, quindi ci sono tutti e due gli aspetti. Quindi un grande orgoglio, una grande festa per la nostra gente, però oltre che all'orgoglio c'è la consapevolezza di avere vicino davvero delle persone straordinarie. La nostra è la regione che ha fatto la prima legge sulla protezione civile, che è la regione che per prima ha capito che quello nei confronti della protezione civile è un investimento e non un costo, che continua ad investire, che continua a rendere i propri gruppi sempre più evoluti, l'ho appena detto, tecnologicamente, con la formazione, con la necessità veramente di mettere a disposizione di tutte queste straordinarie persone risorse, mezzi e possibilità di fare al meglio il proprio non lavoro ma il proprio servizio di volontariato.